Questa edizione della Festa di Veneti la volemo dedicare a un evento storico che ha cambiato drasticamente la nostra storia, un fatto che tanti ancora non conosce. Il 21 e 22 ottobre del 1866 i Veneti si stanessi all'Italia con plebiscito truccà e falsificà, una votazione che non è stata democratica, anticipata da una campagna intimidatoria e da pressioni psicologiche insostenibili. Un voto che obbligava i veneti davanti a gendarmi e a funzionari italiani a mettere il biglietto del voto su un'urna o su un'altra, sul sì o sul no, pubblicamente, senza nessun rispetto democratico. Una truffa anche perché le terre venete les era state cedute ufficialmente dai francesi agli italiani il 19 ottobre di quel 1866, quindi 3 giorni prima del voto. E dopo l'annessione si arriva alle tasse, come quella sul macinato, che ha messo in ginocchio la nostra gente e ha fatto partire milioni di veneti in tutto il mondo, costretti dalla fame a scappare dalla propria terra e dai propri affetti. Dopo l'annessione si arriva corruzione, guerre colonialiste e guerre mondiali che ha coppato generazioni dei nostri giovani, per non parlare dello svilimento del sentimento veneto e dell'identità veneta portato avanti fino al giorno d'unco e che ha portato tanti veneti purtroppo a vergognarsi per fin di essere veneti. Dedichiamo questa festa al plebiscito truffa del 1866 perché non volemo desmentegare e perché non podemo desmentegare. E l'anno che viene, quando lo Stato italiano, con soldi pubblici, organizzerà i festeggiamenti per i 150 anni di Unione, che per i Veneti fra l'altro è 144 e non 150, femo che capire che conseguenze che ha portato l'annessione del Veneto all'Italia, conseguenze che ancora paghiamo al Didonco. Fin dall'inizio è stato italiano e ha pianificato una strategia raffinata a partire dalle scuole, dove non si parla di storia veneta, di lingua veneta e di identità veneta. È stato, fin dal plebiscito del 1866, e si sta cosciente che qua esiste un popolo e che per sfruttare e tenere a testa bassa sto popolo bisognava cavarghe la sua memoria storica e la sua identità. Per questo si sta cavando i programmi scolastici, qualsiasi riferimento alle nostre tradizioni, alla storia veneta, dei Veneti antichi, della Repubblica Serenissima, censura e sconta in 10 misere righe sui libri di storia. E per non parlare della lingua veneta, trattata come un italiano parla mai. Si tratta di fatto di una forte repressione culturale per indebolire la nostra determinazione del popolo e per cavarne quella dignità che arrivava da secoli e secoli di gloriosa storia indipendente. È stato e che lavora bene, anche attraverso i mass media, dove i veneti si è sempre sta mostrati come ignoranti, la serva di turno, opeso, razzisti, evasori, egoisti, l'esatto contrario invece di quello che noi altri siamo. Ghemo da metterlo, ghemo da metterlo. Ghemo la sa fare tutto sulle nostre teste, calà dall'alto, e in maniera passiva siamo fatti cavare la dignità e la voglia di lottare. Però un co' siamo tutti qua, di nuovo, da destra a sinistra, senza divisione, fuori dalla politica, intorno alla nostra cultura, insieme, tutti, di nuovo sotto una stessa gloriosa bandiera. Dopo quasi 150 anni di Italia, di umiliazione, di sfruttamento, di svilimento del sentimento veneto, potremmo dire che quella è stato la solo che una conquista parziale, perché qua noi altri, un co', siamo la dimostrazione che il popolo veneto esiste ancora, che il popolo veneto si ricercarsi man la propria identità, che il popolo veneto non vuole arrendersi, ma vuole tornare da nuovo protagonista del proprio futuro. La nostra organizzazione culturale non la è nata per domandare col cappello in mano.
Siamo nati per ridare dignità e forza al nostro popolo, de nuovo, per farlo risvegliare da un letargo che dura da massa tempo. Siamo nati perché siamo convinti che meritiamo un futuro diverso e che abbiamo la forza di costruirlo. Meritiamo di essere noi altri a decidere. E il processo che abbiamo scomissiato e che passa anche attraverso questa grande festa del popolo veneto è un processo democratico che non può più fermarsi. Non è facile, abbiamo da scontrarsi quasi ogni giorno con chi che nega la nostra identità, con chi che insegna ai nostri figli che i veneti non esiste, chi dice che la nostra storia non esiste e chi che non vuole darne il diritto di vivere con dignità e con libertà sulla nostra terra. Per cambiare però abbiamo bisogno adesso di mettere insieme le forze, associazioni culturali, gruppi politici, Regione del Veneto, tutti insieme abbiamo da cooperare con coordinazione verso una stessa direzione, con pia il passato e cost'altro verso il futuro. Siamo vivere tutti un momento storico che va da vederne tutti di nuovo protagonisti. Ai nostri politici domandiamo di avere sempre più coraggio, perché le parole e i bei discorsi che da mettere in piedi dopo azioni concrete per la lingua veneta, per l'inserimento nei programmi scolastici della nostra storia, per l'inserimento nei mass media dei programmi in lingua veneta. Ricepiamo quindi la nostra cultura e l'orgoglio di far parte da sempre di un grande popolo e fra 50 anni, guardandosi in drio, potremo dire orgogliosi che gli altri veneti non abbiamo subito passivamente. Abbiamo bisogno adesso che tutti si sentano coinvolti. I tempi sono maturi per tutta una serie di riflessioni e di cambiamenti e potremo dire gli altri, tutti insieme e senza divisione, di essere protagonisti del cambiamento di cui tanto si sente un po' bisogno. Affrontiamo questa crisi economica e morale lavorando insieme, trasversalmente ai partiti, di sora della politica. Diffondiamo più che podemo la nostra identità, parliamo più che podemo la nostra lingua, femo conoscere a più gente possibile la nostra storia, vivemo con orgoglio il nostro essere veneti. Non stiamo aspettare che i cambiamenti arrivino da fuori o solo che dalla politica. Ni altri potremmo essere il vero cambiamento e partiamo proprio dalla cultura e dall'identità e vedrei che intorno a noi altri la società taccherà a cambiare. Animo e organizzarsi. Siamo una nazione, siamo un popolo. Viva San Marco!